Benvenute colleghe e benvenuti colleghi a OPPV Academy, il podcast ufficiale dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, un nuovo canale dedicato interamente alla nostra formazione continua e all'aggiornamento professionale nei numerosi ambiti della psicologia. Siamo Luca Pezzullo E Fortunata Bizzoferro. e vi accompagniamo in questo viaggio alla scoperta di vecchi e nuovi campi della professione psicologica. In questo ciclo di podcast approfondiamo i temi emergenti che arricchiscono la pratica psicologica contemporanea, dalle nuove aree professionali in crescita all'impatto delle nuove tecnologie, passando per le implicazioni etiche e per le innovazioni metodologiche. Siamo pronti a ispirarci e arricchirci la nostra professione? Benvenuti alla tappa di oggi di questo viaggio insieme. Buongiorno a tutte e tutti, siamo qui con una nuova puntata del podcast dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto dedicato ai professionisti e alle professioniste. Oggi con noi c'è la dottoressa Chiara Sergotti, è una collega psicologa, psicoterapeuta, lavora da anni nell'ambito sia clinico che formativo e anche come psicologa dello sport. Ma il motivo per cui abbiamo invitato la dottoressa Sergotti stasera con noi, oggi con noi, il fatto che ha approfondito a lungo un tema particolare che quando abbiamo svolto webinar in merito abbiamo riscontrato attivare molto interesse nei colleghi e nelle colleghe. Ed è il tema del linguaggio simbolico. Linguaggio simbolico che è un tema, come dire, che per gli psicologi e le psicologhe ha una storia lunga che stasera probabilmente Chiara ci racconterà, ci accennerà e ci aiuterà a navigare all'interno anche di quelle che possono essere le sue possibili applicazioni professionali. Quindi Chiara, benvenuta a te. Grazie Luca, buon pomeriggio a tutti. Intanto grazie per questa opportunità e poter entrare, direi, in questo mondo, ma per me è affascinante, insomma, poi se avremo modo, insomma, ce lo racconteremo un po' di più e vi racconterò la mia storia all'interno di questo linguaggio simbolico, no? Non so Luca, intanto che cos'è il linguaggio Mi simbolico? sembra Da un dove ottimo punto. partiamo? Mi sembra un ottimo punto. Che cos'è il linguaggio Che simbolico? Perché cos'è? poi, esatto. Che cos'è? Allora, intanto direi questo: quante volte nel comunicare noi utilizziamo frasi del tipo: "Devo andare con i piedi di piombo", "Mi sento l'acqua alla gola", "Mi sento un pesce fuor d'acqua", "Oggi ho concluso una situazione e mi sono sentito leggero come una piuma". Ecco, utilizziamo queste frasi e questi sono esempi di come noi, in qualsiasi momento della giornata, nei gesti, nei comportamenti, anche durante i sogni, più o meno in maniera consapevole, perché questo è interessante anche, noi utilizziamo i simboli. E che cosa fanno questi simboli, come rispetto alle cose che ho appena raccontato, no, danno voce in quel momento ai nostri desideri, indirizzano verso, no, attività esplorative interne e ci permettono in quel momento, questo è interessante, nel qui ed ora, di esprimere degli stati d'animo. In quel momento. Ovviamente è chiaro, non abbiamo in quel momento un reale nodo alla gola, non siamo dentro all'acqua da sentirla, ma se noi poi riusciamo ad esplorare quello che è il significato che quel simbolo ci dà, veramente scopriamo molte cose interessanti di noi in quel momento e di quello che quel simbolo riesce a trasmettere. Quello che è importante anche adesso se vogliamo creare una base, no, per entrare in questo mondo è, intanto aver chiaro che il simbolismo è la più antica e fondamentale modalità di espressione, cioè ce l'abbiamo nella storia, non l'abbiamo inventato noi oggi, no, quindi è veramente viene da tanto e tanto lontano. E possiamo dire che il simbolo è il mezzo talvolta per dire ciò che può non essere comunicato in un altro modo. Quello che è interessante è che non può essere spiegato una volta per tutte, ma deve continuamente essere decifrato. Immaginiamo di avere una partitura musicale e che ogni volta richiede una esecuzione nuova e ognuno la utilizza per comunicare qualcosa di diverso. Questo è veramente la cosa più affascinante che noi possiamo cogliere del linguaggio simbolico. E l'altra caratteristica è che separa e unifica assieme. Presuppone, sì, possiamo dire in gergo, entrambe le idee di conciliazione e di separazione. La storia del simbolo ci dice che ogni, per esempio, oggetto può rivestire un valore simbolico, no, sia esso naturale, pensiamo ai fiumi, agli oceani, agli animali, agli alberi, poi parleremo in questo, no, per esempio delle tematiche evocative, oppure astratte, abbiamo le forme geometriche, i numeri.
Quindi a seconda di quello che noi poi vedremo più avanti, no, andremo ad esplorare l'obiettivo che vogliamo raggiungere, abbiamo veramente una grande ricchezza da poter utilizzare. Qualche accenno ovviamente c'è una letteratura molto ampia che riguarda il linguaggio simbolico, i simboli. Beh, uno dei nostri, diciamo, autori capostipiti sicuramente è Jung. Una definizione che a me, voglio dire, piace perché mi pare che renda in maniera molto, molto intuitiva quello che può rappresentare il simbolo per noi, è quello che dice che può essere paragonato per esempio ad un cristallo che restituisce la luce a seconda delle sfaccettature che la coglie. Questo è sempre appunto il denominatore comune, vuol dire ciascuno di noi, a seconda del simbolo che in quel momento pesca, lo utilizza per quello di cui necessita in quel momento specifico. Questo è un po' un po' l'introduzione, ecco. L'altra cosa forse interessante da mettere a fuoco prima di entrarci, no, nel suo utilizzo è che, ogni simbolo è un microcosmo. Immaginiamo un mondo totale, no, e ha 3 livelli interni. Questo è anche molto interessante. Ha un livello universale, uno culturale, quindi dipende molto dalla nostra cultura, no, dove siamo noi adesso, e uno poi soggettivo. E a seconda di quello che a noi serve in quel momento, utilizziamo uno dei 3 livelli. Facciamo un esempio concreto: prendiamo il nero. Il nero a livello universale lo possiamo, no, può essere la notte, l'oscurità, l'ignoto, un qualcosa di indefinito. A livello culturale può diventare, per esempio, il nero viene spesso associato al lutto, no, a qualche cosa che, no, sì, che è accaduto, a una mancanza, qualcosa di negativo. A livello soggettivo c'è un ulteriore step. Per esempio io lo posso associare in quel momento, non so, al grembiule di quando ero piccolo che andavo a scuola, che avevamo tutti il grembiulino nero, oppure alla nonna che aveva il grembiule però nero e era profumato. Sono 2 associazioni molto, molto diverse. Ecco, in quel momento lì arriva il simbolo del nero, non sappiamo a quale livello noi andiamo a pescare, ma sicuramente qualsiasi sia il livello, quel tipo di informazione che passa attraverso il simbolo sarà per noi, molto arricchente e ci permetterà poi di esplorare nuove strade e nuove situazioni per noi in quel momento utili. Questo non so se è abbastanza, esaustiva questa prima parte, ci sarebbe da parlare ovviamente di ore, di Beh, questo. certamente, questo è già un primo modo di iniziare ad approcciarci a questo tema, che cos'è il linguaggio simbolico e appunto come può essere poi utilizzato nella pratica clinica. Il linguaggio simbolico del resto ha una storia abbastanza lunga, insomma, un'origine abbastanza antica, diciamo così, tra Vedi? virgolette, all'interno del lavoro anche psicologico, psicoanalitico, ma più in generale appunto simbolico stesso all'interno della professione. Jung ne parlava, ne cenavamo prima di avviare Certo. questa registrazione. Da lì, insomma, ha avuto una storia abbastanza ampia. Dalla clinica però è passato anche nella formazione, mi sembra di capire. Sì, è passato nella formazione perché c'è un assunto di base, no, che anche questo è interessante, che esiste una stretta correlazione tra immaginazione e azione. Immaginare qualcosa è come prepararsi ad essa. Questo per esempio lo si utilizza molto, cioè l'imagery nello sport, viene utilizzato da anni, no, come tecnica e come strumento. Quindi che cosa accade? Poiché immaginare e visualizzare simbolicamente ciò che accadrà in futuro consente di prepararsi, si dice con una maggiore consapevolezza a come poi si agirà nella realtà, ecco che questa metodologia può essere utilizzata in ambito formativo, diciamo in senso ampio, formativo, aziendale, sportivo. In questo caso possiamo dire che le fiabe e le tematiche evocative che cosa permettono? Consentono, mettiamo tra virgolette, di mettere in scena, si dice, no, e di drammatizzare un problema e aiutano a trovarne una via d'uscita. Permettono di come se prevenissero quello che accadrà, permettono di farci entrare in questo film attraverso il linguaggio simbolico e di vedere tutti i possibili scenari che possono poi accadere nella realtà concreta e trovare sia soluzioni che ostacoli. Quindi io sono poi preparato anche a gestire un ostacolo nel momento in cui l'ho immaginato e ho trovato anche una soluzione a livello immaginativo. Poi ovviamente accanto al linguaggio simbolico teniamo presente che c'è sempre il linguaggio logico e razionale che poi permette di tradurre in azione nella realtà, di tradurre poi in obiettivi, in azioni concrete, quello che poi il linguaggio simbolico pesca, no, è come un pescatore che va a pescare nelle risorse
trova poi un modo per sciogliere gli ostacoli, e poi tutto questo poi deve venire elaborato dal punto di vista anche ovviamente cognitivo e razionale. Però è un Chiaro. impatto molto forte, no, che permette poi vedremo anche di accelerare molti momenti. Chiaro, ti ringrazio. Come si scelgono, allora da questo punto di vista storie o temi simbolici che possano essere integrati utilmente all'interno dei percorsi formativi o dei percorsi professionali? È qualcosa che va di intuito del clinico, dello psicologo, del formatore, oppure ci sono secondo te dei criteri che si possono tenere presenti? Allora sicuramente io penso che allora dall'esperienza, questo che parlo. Allora sicuramente c'è l'esperienza da parte del formatore, c'è una parte anche collegata alla nostra intuizione, alla capacità di cogliere, no, in quel momento dei segnali, poi lo vedremo. Però un primo, diciamo, insomma chiamiamolo driver, che ci può guidare è sicuramente capire qual è il bisogno in quel momento che voglio esplorare attraverso il linguaggio simbolico, bisogno e obiettivo. Allora, in quel gruppo, se parliamo di un gruppo per esempio, quel gruppo ha è un gruppo nuovo, è il primo giorno che si incontra, insomma in quel gruppo d'aula, in quella classe di formazione, questo parlo di adulti, di giovani, di sportivi, eh. Allora, hanno bisogno di conoscersi, di darsi degli obiettivi comuni, allora sceglierò determinate, mettiamo, favole o tematiche evocative che possano più velocemente mettere in luce quel tipo di obiettivo e bisogno del gruppo. Hanno bisogno di esplorare delle componenti emotive che in quel momento magari sono sotto traccia, allora sceglierò anche lì invece una tematica che magari mi permetta di metterla più in luce, anche questo, no, per accelerare. Ecco, teniamo presente che il linguaggio simbolico diventa un acceleratore in questo. Faccio per esempio, non so, lo utilizziamo nello sport, quella squadra ha avuto una sconfitta. Ecco, che simboli utilizzo per fargli elaborare quella sconfitta lì? In maniera non solo razionale, no, perché di solito poi dicono: "Ah, abbiamo perso perché c'era l'atleta, perché c'era questo, c'era", ma poi vabbè, sotto che cosa c'è, no, perché il linguaggio simbolico teniamo presente che, ecco, all'interno del linguaggio simbolico ci sono sempre gli opposti. Quindi come c'è la propulsione ad andare avanti, c'è anche il freno a mano che tira indietro. Questo vale in qualunque tipo di situazione, quindi permette di mettere in luce entrambe le cose. Immaginiamo, non so, allora, il cambiamento all'interno di un'azienda di ruoli, di un'organizzazione. Ecco, no, quali sono le cose che spingono al cambiamento e quali sono invece i freni a mano. Ecco, il linguaggio simbolico permette di metterli in luce, ecco, e di dargli un nome in modo diverso, perché c'ha un'altra caratteristica che, fa da tramite, ecco, fa da sostituto, no, delle volte, è uno strumento che fa da ponte e quindi permette di mettere in collegamento situazioni apparentemente diverse, no, o anche opposte. Mh. Ci sono dei grandi temi narrativi. So che tu hai lavorato su grandi racconti, grandi temi e li hai utilizzati in questa chiave, da Alice nel Paese delle Meraviglie al Mago di Oz, quindi elementi che fanno parte, se vogliamo, dell'immaginario collettivo, di una matrice culturale collettiva, che hanno spesso un forte portato simbolico e narrativo e che sono stati poi implementati come percorsi di crescita personale e professionale, conoscenza di sé, lavoro di squadra all'interno di percorsi professionali. Ci potresti dare qualche input in questo senso? Allora, le fiabe, come i miti, sono ricchissime di simboli e ce ne sono tantissime. Ecco, quando chiedevi prima come si sceglie, ecco, io personalmente, allora, è vero che, insomma, ci lavoro da tanti anni, però quando devo scegliere una fiaba e magari per alcuni contesti particolari, vado in libreria e mi prendo mezz'ora e comincio a vedere i titoli delle fiabe e mi faccio condurre, no, all'interno di questo immaginario per cercare di capire che cosa anche a me colpisce di quella fiaba. In particolare poi sicuramente una molto ricca di simboli che abbiamo utilizzato in vari ambiti formativi è Alice nel Paese delle Meraviglie, come dicevi, perché all'interno c'è la metafora della crescita e del cambiamento. Di solito Alice prendiamo 3, 4 elementi, dipende sempre anche questo, poi se andiamo magari un pochino più nel pratico, dai tempi che abbiamo poi per esplorare la fiaba, no, e quanto tempo possiamo dedicare al gruppo. Allora però se noi ricordiamo la fiaba, Alice diventa alta, bassa, grande, piccola, no, si trasforma via via durante il percorso e affronta una serie di personaggi, incontra una serie di personaggi che la portano ogni volta a trasformarsi. In particolare, per esempio, no, adesso per raccontarne qualcuno, c'è una prima tematica è quando c'è l'incontro con Bianco Coniglio, che è quel coniglio che corre e che gli dice: ho fretta, è tardi,
Qui per esempio nel momento in cui viene esplorata questa tappa di solito viene collegata per esempio alla gestione del tempo. Come io in questo momento utilizzo il mio tempo, no? Allora di solito come si utilizza? Facciamo un esempio concreto di questa immagine. Può essere proiettato il bianco coniglio che corre, proprio prendendolo dal film, può essere messa un'immagine di bianco coniglio con sotto la frase che lui dice, no? E lui dice: è tardi, ho fretta, ho fretta. E lì si fa associare per esempio al gruppo e si dice: bene, rispetto a questo voi, come vi risuona? Quante volte sentite che siete bianco coniglio nella vostra realtà? In quale situazione lo siete? Come lo state gestendo? Vi fa star bene questa situazione o avete bisogno di un altro modo di gestire il tempo? Ecco, una cosa fondamentale nell'utilizzo del linguaggio simbolico, Luca, è che noi non dobbiamo dare interpretazioni. Io mi devo fidare e questa è una cosa a me che mi sta a cuore esprimere veramente in maniera forte. E allora io devo proporre delle immagini, devo proporre lo stimolo, ma mi devo fidare che, come si diceva prima del prisma o del cristallo, che la persona, il gruppo prenderà quello del simbolo di cui in quel momento avrà bisogno. E lo dovrò io aiutare ad esprimere quello, ma non posso metterci del mio, perché io se no ci metto la mia parte soggettiva, perché se no rischio che io metto il mio linguaggio simbolico in quel momento. Io posso governare, guidare, dare gli stimoli, aiutare a tirar fuori l'opposto di ogni simbolo, questo sì, perché nel bianco coniglio c'è la fretta, ma l'opposto di quel simbolo lì è anche la lentezza, no? Poi Assolutamente sì. l'altro elemento esatto di per esempio di Alice, interessante, è la caduta. Lei segue questo bianco coniglio e cade in questo no, è curiosa, no, cade però in un buco, in una no, e lì c'è il tema per esempio quanto io mi spingo verso l'ignoto, una cosa che non conosco. E nel cadere c'è un altro elemento molto interessante di Alice nel Paese delle Meraviglie, è che lei si capovolge. Quindi l'altro spunto interessante è la nostra capacità di vedere le cose capovolte. Lei vede tutte le immagini, quindi la sedia, l'orologio, tutti alla rovescia. Quindi io in che misura, no, sono in grado di vedere le cose magari da un altro punto di vista. O se questa cosa mi spaventa, in che misura, no, io riesco a gestire. Anche qui è interessante vedere l'opposto che c'è all'interno del simbolo, ma noi non Chiaro? sappiamo che cosa fischeranno. Ecco, un altro elemento, ce ne sono almeno altri 2, no, uno è per esempio la serratura, e lei, fa l'incontro con una serratura che parla, essendo nel mondo magico le serrature parlano, e gli dice che non è possibile, che nulla è impassibile, lei non lo capisce. Il concetto è che per entrare in quella serratura lei si deve rimpicciolire, no, quindi però questo è fattibile. Allora quante volte noi di fronte magari a delle situazioni dove pensiamo di non poter aprire la porta, poi in realtà trovando, no, delle altre soluzioni riusciamo quella porta ad aprirla. Quindi che capacità abbiamo di trovare chiavi diverse per aprire situazioni diverse. Questo Questo chiaro, chiaro. Questo tipo di tecniche possono essere utilizzate anche a livello gruppale, ad esempio per delle riflessioni di squadra, di gruppo, di team? assolutamente, nel senso che la mia esperienza, ti dico più di 25 anni, io le utilizzo allora le utilizzo anche in studio, nel senso che se devo usare, no, con un paziente utilizzo anche il linguaggio simbolico, ma nei gruppi sono eccezionali, perché poi i simboli si collegano uno con l'altro, no, perché poi si attiva la catena associativa, quindi il mio simbolo dice una cosa, il tuo dice un'altra e lì veramente si crea poi una rete che permette di condividere quella tematica. Non so, mi verrebbe un esempio adesso se noi lo facessimo, una tematica potrebbe essere il nostro ruolo di psicologi, no, quali simboli collegheremo al ruolo degli psicologi? Non lo so, si potrebbe prendere una tematica, faccio un esempio, e lavorarci. Per esempio ne ho fatta una per dirti con le adesso mi aggancio a un'altra cosa, con l'utilizzo delle forme geometriche. Abbiamo scelto delle forme geometriche, metti il quadrato, il rettangolo, il triangolo, il cerchio e no, ne prendi qualcuna, agganciata ad esempio ad un ruolo, no, che ruolo in questo momento qui, il mio ruolo professionale, quello che io sto facendo, a quale forma geometrica io lo aggancerei e che cosa dice quella forma geometrica del mio ruolo? Poi una volta fatto questo potrei dire: "Bene, di che cosa ha bisogno il mio ruolo però? Oltre a quella forma geometrica lì, quale altra forma potrebbe servire?" E con questo permette di veramente, no, esplorare caratteristiche interessanti
Ecco, se vogliamo stare in ambito più esterno parliamo di ruolo, se vogliamo entrare in un ambito più personale possiamo dire quali caratteristiche tu associ al quel tipo di forma geometrica della tua persona. Se tu pensi nel linguaggio comune talvolta si dice, no, quella persona è quadrata. Cosa A potrà voler dire? assolutamente, assolutamente. No, quello è un quadrato, lo so. Assolutamente. Quindi insomma abbiamo delle applicazioni che possono essere rivolte alla dimensione individuale, quindi il lavoro individuale su queste, diciamo, stratificazioni semantiche della dimensione simbolica, ma anche come facilitatore, diciamo, del lavoro di squadra o Sì. della riflessione di squadra. E ci sono altre tecniche che, diciamo, si possono utilizzare per applicare il linguaggio simbolico? A volte so che si usano tecniche come il collage o altre modalità di questo tipo. Sì, allora c'è sicuramente anche il collage che è utilizza lo stesso principio del linguaggio simbolico, quindi utilizza delle immagini per facilitare la trasmissione di contenuti. Diciamo che a differenza delle fiabe e delle tematiche evocative, mi verrebbe da dire che forse se io dovessi partire e non lo utilizzo il linguaggio simbolico, partirei forse dal collage insomma, okay, perché ci permette di avere un pochino più di struttura all'inizio. Nel senso che la fiaba la devo scegliere, la devo no, devo poi prendere i personaggi, devo mettere gli stimoli, devo creare gli stimoli, devo la tematica evocativa ugualmente, no, adesso l'ultima tematica evocativa che abbiam fatto è stata quella della foresta, quindi ciascuno pescava un albero, poi il simbolo della foresta, tutti insieme, cioè quindi poi c'è da elaborarle queste cose, no, e metterle a terra. E tra l'altro, ti aggiungo solo questo, poi ritorno al collage, le fiabe e le tematiche evocative richiedono un pochino di riscaldamento che tradotto concretamente vuol dire creare un po' di ambientazione. Quindi devo preparare, non so, un video, devo preparare una musica, non necessariamente servono, ecco, un palcoscenico, però devo fare entrare un pochino le persone a contatto con la fiaba o con quella tematica. Ecco questo, no, per esempio con Alice sono preparare dei cartelloni, si fa vedere un pezzettino di fiaba. Una delle altre fiabe per esempio utilizzate era il mago di Oz, okay, gli si fa vedere l'immagine dell'uragano che parte, del tornado, o queste perché creano l'entrata. Nel collage che dicevi prima, ecco, concretamente, basta avere colla, forbici e riviste con immagini, quindi non a tema, anzi più sono fuori dal tema proposto meglio è, e individuare la tematica. Quindi, anche in questo caso, se facciamo l'esempio nostro degli psicologi, potremmo chiedere: bene, abbiamo un gruppo magari di neolaureati e gli si può dire: "Bene, in questo momento qui il titolo potrebbe essere: "Come vedi la tua professione da psicologo? Crea un collage con immagini e forme". Okay, basta, non c'è da dirgli altro. Gli si dice: "Crea un collage con immagini e forme", aggiungi anche poi, una volta che hai pescato forme e immagini, frasi e parole che ti vengono da associare. Quando poi l'hanno creato assieme, gli si dice: "Bene, adesso dai un ulteriore titolo, se credi, a questo lavoro che avete fatto". Di solito in questo caso gli si dice anche, magari li si conduce un pochino per avere dicendogli: "Guarda, ognuno intanto peschi le proprie immagini, poi decidete come metterle assieme. Non è importante che scegliate di, metterne solo una o più di una, ognuno può anche mettere tutte le proprie", ecco, perché in quel momento non è l'obiettivo magari insegnargli a lavorare in gruppo, ma lavorare su una tematica che il collage può venerdire, quindi più immagini vengono messe, no, talvolta più ricco è il collage. E poi nel momento della rilettura, quello che ecco, a quello ti riprendo il punto di attenzione di prima, lì c'è da chiedere al gruppo: "Bene, adesso fate parlare le immagini". Quindi quello che poi bisogna portare il gruppo è che chi poi racconterà dica: "Abbiamo scelto quell'immagine perché per noi vuol dire questo", ecco. Perché lì la tendenza di solito, se non sono persone allenate ovviamente a utilizzare questo strumento anche loro, quando producono il simbolico attiva le energie, ma poi parte la parte razionale nell'elaborazione, quindi lì il rischio è che non raccontino l'immagine, ma, leggano solo quello che hanno scritto. Non so se no? E quindi lì noi che conduciamo dobbiamo essere noi, no, attenti a dirgli: "No, ma quell'immagine lì perché l'avete scelta? Cosa dice?"
Non ovviamente mettendoci il nostro, ma portarli poi a dire: "Bene, se quella cosa lì per te è positiva, c'è anche un'altra parte che tu senti che c'è dietro a quell'immagine o va bene così?" E con quello veramente, l'esperienza mi dice che acceleri voglio dire la condivisione, no, di quella tematica, di quel contenuto, da conoscenza anche. Ecco, lì dipende poi da che obiettivo vuoi dare in quel momento. Però il collage sicuramente è una tecnica che ecco, utilissima insomma. Bene, quindi insomma hai anche, diciamo così, un'esperienza di valutazione, di supervisione di interventi che altre persone possono svolgere in questi termini. Quali sono i feedback più frequenti che ti arrivano anche da colleghi che utilizzano questi strumenti o anche eventualmente quali possono essere le indicazioni pratiche per chi tra i colleghi potesse essere interessato ad approfondire i modelli teorici e le modalità implementative pratiche di questo tipo di tecniche? Allora, parli di colleghi che utilizzano questo, ma quello che condividiamo assieme è che, almeno qui mi viene più la parte più emotiva mia, no, che ogni volta che entriamo in quel mondo lì è affascinante perché noi proponiamo delle cose, ma non sappiamo qual è il risultato ogni volta. Cioè quello che uscirà dalla proposta non lo sappiamo. E questo è la parte anche arricchente, no, c'è da reggere che non hai in quel momento una cornice, ecco, non cioè ce l'hai perché il linguaggio simbolico è una cornice, ma non sai quello che in quel momento pescherà, andrà a pescare, no, e quindi lo costruirai via via durante la sessione che tu farai. Però quello che poi quando è importante chiudere sempre, no, poi la sessione del linguaggio simbolico con la parte anche cognitiva, quindi dire che cosa tu di questo poi ti porti, no, fuori di qui, e quello che abbiamo di ritorno è che le persone, no, sempre dicono: "Ho scoperto qualcosa che non avevo messo a fuoco." Ecco, c'è un qualcosa di diverso che non ho messo a fuoco. Poi lo dovranno ovviamente rielaborare, no, ma è come se gli si accendesse una lampadina in quel momento. Per quella tematica, o per quella problematica o per quel momento per il quale abbiamo utilizzato quel tipo di strumento. Non so se ho risposto un po' alla domanda, no? E Assolutamente sì. c'è ecco un altro elemento, poi però che mi preme anche sottolineare, se abbiamo ancora un attimo di tempo, è che allora un conto è secondo me utilizzarlo con, passami il termine, un po' addetti già al lavoro, no, ecco, se noi dovessimo fare una sessione tra colleghi, c'è già una predisposizione all'utilizzo, no, di questa tecnica. Ma quello che io posso riportare in questo, no, in questa chiacchierata che stiamo facendo, è che io l'ho utilizzato nel 90% con persone che non hanno questa matrice nostra. E quello che posso rimandare è che funziona. Non so, voglio dire, che permette di condividere gli obiettivi, di condividere la tematica, di condividere paure. Ecco, è uno strumento utilissimo per condividere paure, soprattutto nel mondo degli adulti, perché protegge, non so come dire, il simbolo protegge. E allora permette all'adulto manager, ecco, tu immagina che io questa tecnica la utilizzo, non so, il primo giorno d'aula, con professionisti che hanno 40 anni e son laureati in economia, in ingegneria e gli faccio fare il collage e questi si raccontano le paure in quel momento. Ma se non avessero quello strumento lì, a freddo come fanno? Non so se okay, quindi è veramente può diventare un vestito che permette, no, di trasmettere delle cose che in quel momento noi sentiamo dentro e sono importanti in quel momento condividerli in un gruppo, ecco, perché poi condividerli in un gruppo permette anche di spalmare, no, e di allentare sia la fatica e di aumentare invece le risorse per gestire la fatica o i timori o gli ostacoli. Chiaro. E se io volessi approfondire questi temi, mi daresti qualche riferimento, ci daresti ai colleghi qualche riferimento per saperne un po' di più? Allora, intanto mi verrebbe da prendere ti direi di leggersi, no, un po' di linguaggio simbolico, ecco, partendo anche dai testi classici, non so, il dizionario dei simboli di Jung, mi viene da dire, qualunque cosa che riguardi un po' i simboli, no, ecco, perché quello comincia a fare entrare sì, su questa tematica e su questo strumento. Questo mi verrebbe come elemento. Poi, voglio dire, cominciare a prendersi qualche fiaba, anche di quelle più classiche,
cominciare a ragionare no, e dire bene, questa fiaba qui a me, ecco, partire anche da noi, perché io penso che il passaggio dobbiamo fare, io devo farmi anche, no, quella fiaba lì, a me cosa fa risuonare e poi dire bene, potrebbe essere utile poi per quel gruppo, per quell'obiettivo, che cosa posso prendere da quella fiaba e proporre. Non so, ecco, questo è un pochino l'elemento, no? E poi abbiamo ecco, poi personalmente in carta abbiamo sistematizzato un po' questa cosa, ma voglio dire, no, quindi ci sono delle cose che abbiamo messo giù e dove si possono trovare, no, anche degli elementi, magari delle cose pratiche che abbiamo tradotto, ecco, e messo in carta. Perfetto Chiara, io ti ringrazio di tutte queste informazioni, di questa panoramica sintetica ma evocativa che hai sollevato. Evocativa è proprio il termine che utilizzerei, visto l'argomento, sul tema appunto del linguaggio simbolico, dei simboli e di alcuni spunti, insomma, perché il nostro obiettivo stasera, oggi, è di darci appunto una serie di spunti di riflessione insieme rispetto alle possibili applicazioni negli ambiti professionali. E oggi ci hai portato appunto una rappresentazione che esce, esula magari dalle classiche applicazioni cliniche, per portarci anche a tutta una serie di implementazioni nei contesti formativi, nei contesti Mh. professionali trasversali. È un terreno chiaramente ricco, il nostro obiettivo oggi era semplicemente di iniziare così a fare qualche piccolo punto di repere all'interno di questa complessità. Ti ringraziamo molto del tempo che ci hai dedicato. Luca, grazie mille a voi. Grazie. Buon pomeriggio. Grazie, grazie a tutti. Noi ci risentiamo alla prossima puntata del podcast dell'Ordine. Buona serata a tutti. Hai ascoltato una puntata di OBBV Academy. È stato un piacere condividere insieme le ultime novità e gli spunti di riflessione sul mondo della psicologia professionale. Lo scambio professionale e l'aggiornamento costante sono infatti i pilastri su cui costruire una pratica professionale efficace e responsabile. Siamo Fortunata Pizzoferro E Luca Pezzullo. Ti invitiamo a rimanere con noi per la prossima puntata del podcast e a esplorare anche i webinar di approfondimento che puoi trovare nella piattaforma di formazione digitale dell'Ordine, formazione.ordinepsicologiveneto.it. Continueremo a esplorare insieme le frontiere della psicologia professionale. A presto.